Ciao, sono Ester Pantano, attrice, cantante, autrice e sono qui a Palermo per un'occasione importante che ha a che fare con le mie radici e con le radici di molti che appunto per diaspore, per emigrazione e tutto si ritrovano nel mondo ma non dimenticano queste radici importanti. Sono dovuta andare fuori, quindi ho dovuto decidere di prendere me stessa e di catapultarmi in un'altra realtà per poter studiare cinema, quindi ho superato più selezioni per entrare alla Scuola Nazionale di Cinema, al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, venendo da Catania e quindi essendo costretta, perché diciamo è l'unico centro di formazione che ti permette di studiare per questa quantità di ore con grandi professionisti. E la cosa che spero da sempre è che prima o poi avremo la possibilità anche noi di avere un centro di formazione che ti conceda poter far diventare quella che è un'arte, che sembra una cosa così staccata dal materiale e dalla professione, farla diventare un vero lavoro e soprattutto poter rimanere qui e non dover per forza volare via. Penso assolutamente che quello che è il nostro patrimonio, il nostro arricchimento sia già un melting pot e credo che questo sguardo e questa differenza facciano assolutamente ti diano un passo e una falcata più ampia e ti concedano una libertà espressiva e soprattutto una ricchezza inconsapevole a volte di quante sfumature abbiamo interne e non solo una monocorda, siamo una polifonia, ecco. Esperienze che sembrano totalmente distanti da noi secondo me hanno bisogno e necessitano di essere vissute perché a un certo punto nella vita dici caspita, quella cosa che ho fatto quella volta, quel brano che ho ascoltato, quell'esperienza che ho fatto, quel film che ho visto, quella passeggiata che ho fatto, quel tempo che mi sono presa davanti al mare senza fare nulla, senza dire nulla, senza dovere, da qualche parte fiorirà.